Giornata di maltempo, nella notte flagella l'Alta Marca Trevigiana, strade allagate, colate di fango e ghiaia, danni ingenti e tanta rabbia in collina, frane e smottamenti, nuovi disagi in queste ore. A Cordignano l'esondazione del Meschio, acqua e fango invadono il paese, una notte di panico nelle case e nei negozi, il racconto tra disperazione e rabbia. La Lemagna sarà riaperta domani solo se lo consentiranno le condizioni meteo, la decisione del vertice in prefettura dopo che la scorsa notte una nuova colata di detriti ha ricoperto parzialmente la strada. 10 anni fa il tornado che devastò la riviera del Brenta tra Dolo, Mira e Pianiga con 65 milioni di euro di danni, ricordi ancora vivi e nitidi tra i cittadini. Ergastolo al 38enne moldavo che coltellò uccise a Mestre Giacomo Gobbato che aveva difeso una donna nel tentativo di rapinarla, la sentenza del pomeriggio. Una settimana fa il colpo di scena dell'assoluzione nel processo per l'omicidio di Anica Panfili, stasera Ring tutta la verità di Franco Battaggia. Torna da lavoro in bicicletta, viene travolto dall'auto e finisce in un canale morendo sul colpo, tragedia a Jesolo, a perdere la vita un 53enne cuoco molto noto in paese. Il presidio Notav che occupa il bosco di Calta a Vicenza sale sulle barricate, l'intervento della polizia per allontanare gli attivisti con gli idranti. Ancora un tutto esaurito allo stadio Ugano di Padova, stavolta per il concerto di Cesare Cremonini, i fans da tutta Italia pronti ad aspettare l'inizio dello spettacolo anche per 12 ore. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Prima di vedere i servizi vi lancio come sempre il sondaggio, questa sera Ring, una puntata da non perdere questa sera Ring, non soltanto per ovviamente il dibattito politico ma anche, lo avete visto e sentito dai titoli, per nella seconda parte la presenza insieme all'avvocato Fabio Crea di Franco Battaggia che giusto una settimana fa è stato protagonista di quella assoluzione, del colpo di scena per l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Anica Panfili e quindi questa sera a Ring parla proprio lui, Franco Battaggia, nella seconda parte di Ring. Vediamo però il sondaggio che riguarda invece la politica ed è ancora una volta il tema della data delle regionali in Veneto. Quando è meglio votare? Secondo voi ottobre 0422 162 6691 oppure novembre 0422 162 6690. Quindi cominciate a dire la vostra con le telefonate come sempre gratuite e continuate a chiamare anche durante i nostri telegiornali, anche durante Ring e questa sera poi l'esito come sempre alla fine della trasmissione. Allora, prima di parlare, di aprire la pagina lunga del maltempo, vi faccio vedere delle immagini in diretta che arrivano di qualche minuto fa, che arrivano dalla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, perché come sapete l'allerta è ancora presente, il maltempo è ancora presente, allerta gialla e non arancione, ma questa è la situazione qualche minuto fa a Coste di Maserra. Siamo ancora dunque nella Alta Marca Trevigiana, lo raccontano con questo video, Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, quindi questa è la situazione certamente critica a Coste di Maserra nella pagina Facebook Meteo e Bassano Pedemontana del Grappa. Insomma l'emergenza, l'allerta non è ancora finita. E intanto oggi abbiamo raccontato nella nostra prima edizione si spalava fango nell'Alta Marca, ovviamente la zona più colpita la scorsa notte, nelle scorse ore, con oltre un centinaio di interventi per allagamenti, frane e smottamenti, alberi caduti, il paese simbolo del disastro Cordignano. In 5 minuti si è accorto mio fratello, che l'avevamo visto ancora diciamo discretamente bene, e è uscito e ci ha detto è alto e il tempo di andare di sopra. Acqua e fango? Soprattutto fango, acqua sì tanta, perché poi siamo scappati, perché altrimenti rimanevamo anche noi qua, intrappolati. Sono attimi di panico, la pioggia intensa e gli occhi fissi sul Meschio. Tutto è accaduto in un attimo, il fiume si è alzato ed è esondato. Si è consumato l'ennesimo dramma per cittadini, negozianti e imprenditori. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua e fango. La gente si è messa subito al lavoro.
questa volta non solo il Meschio esondato, allagando completamente la piazza e anche altre zone di Cordignano. Questa volta si è aggiunto prima la Friga e poi le Obole. Quindi posso dire che, a parte la frazione di Villa, che è un po' più alta, un po' più in collina, quasi tutto il territorio del comunale questa volta ha avuto danni dall'acqua e dal fango soprattutto. Per tutta la notte i cittadini si sono rimboccati le maniche per spalare il fango e far defluire l'acqua che con forza ha distrutto tutto quello che si è trovata di fronte. Guardate il cancello, la forza dell'acqua lo ha completamente divelto, poi l'acqua è entrata in questa strada portando fango e in quel cortile. Si sono salvate soltanto le case che avevano queste paratie qua. Erano circa le 9, 9 e mezza. È salito un attimo di 1 metro e poi tutto in un colpo è venuto fuori, è arrivato fino a dove vedi i detriti e è sceso fuori, c'era il disastro, arrivava acqua da tutte le parti, da dietro, da davanti, dal ponte, da qua, da tutto. È stanotte che lavorate? Sì, fino alle 5 di stamattina, siamo qua a pulire. E non è la prima volta questa? La mura si è spostata, si sta aprendo, la mura del Meschio. Che se si apre è un disastro totale. Guarda. Vai sulla mura e vedi. Se si apre... La prossima volta paga loro la prossima volta. Perché noi non basta. Siete anche arrabbiati, giustamente. Se arriva il sindaco, te ti do che va dentro e dica anche se passa qua a Zaia, di che passa per qua. E posso andare in giro con i trattori e con la Ian. La rabbia e l'esasperazione della gente che si trova a combattere questo disastro per l'ennesima volta. Intanto li comprendo assolutamente i cittadini e li sono anche vicino per quello che può servire, perché stanotte ho visto veramente situazioni difficili. La soluzione per Cordignano c'è. Dal 2020 sono iniziati dei lavori per fare questo bacino di laminazione a Monte del Meschio, prima dell'intersezione del Caron e della Friga, appunto nel Meschio, che ci porta giù quest'acqua. È chiaro che bisogna dare, dal mio punto di vista, assoluta priorità a questo tipo di lavoro, a questo tipo di intervento. So che è stato finanziato in parte, quindi bisogna lavorare, perché se non si fa questo bacino, Cordignano tornerà sott'acqua alla prossima occasione. Intanto si guarda verso il cielo sperando che non torni a piovere. Ancora a Cordignano, ancora Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto per raccontare altre voci di chi questa mattina e tutta la mattina si è messo a spalare acqua e fango tra negozi e case. L'acqua la entra nel mio cortile 70 centimetri dietro, perché esonda là, esonda qua che c'è una curva del Meschio, esce e non riesce neanche a defluire sulla stradina secondaria che abbiamo qua, la via Armando Diaz. Tante testimonianze di chi per tutta la notte ha lavorato, ma anche cittadini che hanno aiutato chi si è trovato ricoperto di acqua e fango. Ci siamo sentiti abbandonati, ci racconta il titolare di questa osteria. Quanta acqua le entra? Noi sui 80 centimetri. Adesso noi stiamo ripristinando tutto, ma abbiamo danni perché non funzionano più i free, non funziona, l'impianto elettrico non funziona, è un disastro. E dicevo, non è cambiato niente dal 2020 ad oggi? No, niente assolutamente, anzi. Pochi passi siamo nella gelateria del paese, qui tutto è andato distrutto. Nel giro di 5 anni di nuovo, e come vedete è tutto distrutto, noi e altri insomma hanno avuto danni ingenti. L'acqua è entrata da dove? Da dietro, nel nostro caso da dietro, e poi ha sfondato la porta di un portone dietro e da lì è andata oltre le paratie che avevamo messo e di conseguenza insomma ha distrutto tutto. Il titolare della macelleria aveva aperto l'attività solo a febbraio, anche per lui danni ingenti. Si ricomincia? Sì, appena iniziato si riparte nuovamente, cerca di ripartire insomma a testa bassa e lavorare, basta. Quello è, purtroppo non si può fare altro, inutile stare qua a piangere e lamentarsi. Il territorio ferito dall'ennesima esondazione, gli occhi arrossati di chi non ha dormito, di chi ha perso qualcosa. Il magazzino che è completamente andato distrutto, di merce che si distrugge se prende un po' di acqua, dai mangimi alle granaglie, ai pellet, ai tronchetti. Tutto da buttare via? Tutto ancora da buttare via. Per fortuna che eravamo a casa e ci siamo accolti tutti noi. Da stanotte siamo qua a lavorare. Paura anche? Tanta,
perché c'è anche un bambino di 9 anni che lui non aveva mai visto una roba di genere e si è spaventato. Il sindaco chiederà lo stato di calamità. Nei prossimi giorni la conta dei danni. Vi faccio vedere di nuovo l'immagine da Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, zona di Coste di Maser, e ci conferma il sindaco che la situazione è di diversi allagamenti diffusi in zona industriale a Coste di Maser, anche difficoltà a uscire dalle fabbriche. Intanto la statale invece 51 di Alemagna sarà riaperta domani, ma soltanto se lo consentiranno le condizioni meteorologiche. L'ANAS a dare per prima la comunicazione dopo che la scorsa notte una nuova colata di detriti ha ricoperto parzialmente la strada interrotta a Dogana Vecchia tra San Vito e Cortina. Da stamattina il personale è al lavoro per sgomberare la carreggiata da sassi e fango. Domani alle 13, al termine dell'ulteriore controllo dei canali dopo le precipitazioni del pomeriggio e probabilmente anche della nottata, la strada sarà transitabile fino alle 20 e dal giorno seguente dalle 7 con presidio di sorveglianza a vista e chiusura in caso di pioggia o di limitata visibilità. Quindi anche la riapertura della Alemagna per domani è ovviamente attenzionata perché sarà riaperta domani alle 13 solo dopo l'ulteriore controllo dei canali. Ma la previsione è quella, però bisognerà aspettare ovviamente anche cosa accadrà nelle prossime ore. Tutto questo, tutta questa situazione arriva in un giorno in cui c'è un tragico anniversario, 10 anni dal tornado della Riviera del Brenta. Sono trascorsi 10 anni da quando il tornado ha distrutto gran parte della Riviera del Brenta. Se ad oggi tanto è stato ricostruito, ci sono ancora dei simboli come Villa Fini a Dolo che lasciano una ferita aperta. Che il territorio non dimenticherà, così come non dimentica quanto è stato fatto per risollevarsi negli anni e far tornare la Riviera del Brenta al suo splendore. Ricordo un inferno dal quale però a distanza di 10 anni oggi rivedo quei volti sofferti di chi è stato colpito, di chi era senza casa, senza più tetto, di chi aveva perso una parte di se stesso, a fianco però agli angeli delle macerie, cioè a tanti volontari che col sorriso tra le labbra confortavano e aiutavano proprio ad una rinascita. Ecco, oggi si può, tranne Villa Fini purtroppo, si può ammirare ciò che la popolazione ha fatto con l'aiuto della solidarietà di tantissimi. Oltre 30.000 euro. Il tornado di categoria F4 seminò il panico fra i comuni di Pianiga, Dolo e Mira, provocando milioni di euro di danni. 50 milioni quelli certificati, 44 quelli ricevuti da Stato e Regione per ricostruzione e risarcimenti. Decine i feriti e una vittima, Claudio Favaretto, di 63 anni, morto mentre era nella sua auto. Un evento mai visto in zona. Questo tornado ha visto una intensità mai registrata prima in Veneto, F4, oltre fino a 300 km all'ora. Quindi prima in termini di risarcimenti i danni dall'aria e dal vento venivano equiparati a quelli dell'acqua. Ecco, grazie al modello Dolo, al nostro impegno anche verso il governo, verso i tecnici regionali, abbiamo ottenuto che questa equiparazione sia agganciata invece al terremoto, dove il risarcimento è ben di più del 20% dei danni e questo ha garantito, diremo così, un sollievo concreto verso chi aveva perso appunto la casa. Ma non solo, per le aziende, purtroppo non quelle agricole, abbiamo invece avuto sempre da parte del governo la possibilità di avere dei fondi di garanzia agganciati appunto a dei finanziamenti che hanno permesso anche in quel caso lì il rialzarsi anche dell'imprenditoria locale. Tra le tante immagini del disastro di 10 anni fa, 8 luglio 2015, c'era anche un video e una voce, o meglio un grido che diventò il simbolo di quei minuti terribili. Il grido di Katia, la fioraia di Mira, che si trovava nel negozio al momento della devastazione. Siamo tornati da lei.
L'urlo di Katia Masato, la titolare della fioreria al Parco di Mira, chiusa nel suo negozio col terrore di non sopravvivere al tornado, è uno dei simboli di quel drammatico evento che ha colpito la Riviera del Brenta, che non si potrà dimenticare. Il negozio di Katia fu distrutto quel giorno, ci mise un anno a ricostruirlo e ripartire, ma oggi lei è amareggiata perché dice: siamo stati abbandonati. Quando vediamo un temporale abbiamo tanta paura adesso con quello che è successo quella volta. Quello che mi sento di dire è che a distanza di 10 anni i soldi per me e per altre 4 aziende agricole non sono mai arrivati e siamo tanto amareggiati. Purtroppo abbiamo un sacco di difficoltà perché abbiamo un mutuo abbastanza importante da pagare tutti i mesi e non ce la facciamo più. Un mutuo che abbiamo dovuto fare per ricostruire e ripartire perché i soldi appunto non sono mai arrivati e per ripartire dovevamo in qualche modo attingere a dei fondi che ci hanno aiutato fino adesso, ma pagare 3.500 euro al mese di mutuo adesso diventa veramente difficile e non ce la facciamo più. Katia è in difficoltà perché i fondi alle aziende agricole non sono mai arrivati. Gli appelli ne ho fatti tantissimi in tutti questi anni, ma ho visto che comunque non hanno portato a niente. Ho sentito anche il nostro presidente Zaia e Zaia mi diceva che i soldi dovevano essere stanziati dalla Protezione Civile di Roma e questi soldi, ripeto, solo per le 5 aziende agricole colpite non sono mai arrivati. Così potrebbe essere costretta a vendere e lancia un appello. Mi costringe a 10 anni dal tornado a mettere tutto in vendita perché non ce la faccio più a sostenere le spese, come ho detto prima, e non ce la faccio più ad andare avanti. Cerco un socio che possa venire dentro con capitale, con manodopera per aiutarmi, adesso come adesso, oppure l'altra possibilità che abbiamo è quella di vendere. Non ce la facciamo più, i soldi sono tanti e oltretutto, oltre a questo che non sono stati stanziati quei soldi che ci avevano promesso, il comune ci aveva assegnato 4.500 euro e ce ne ha richiesti indietro 1.990 perché secondo loro quei 4.500 euro su 1,5 milioni di euro di danni erano troppi. 20 settembre 2024, l'omicidio di Giacomo Gobbato, ucciso con una coltellata al cuore a Mestre per aver difeso una donna da un tentativo di rapina. Oggi è arrivata la sentenza per il suo assassino. Ergastolo per l'omicidio di Giacomo Gobbato, morto a soli 26 anni a Mestre per aver difeso una donna da una rapina in Corso del Popolo il 20 settembre 2024. In 3 minuti ha distrutto vite e speranze. Dalle 22.57 alle 23 ha colpito una donna alla testa e compiuto una rapina, ha ucciso Giacomo Gobbato, ferito Sebastiano Bergamaschi, si è allontanato per ferire e compiere un'altra rapina. Così nella requisitoria la PM Federica Baccaglini con la Corte d'Assise di Venezia, che in questa sentenza di primo grado ha condannato alla pena massima Sergei Merievski, il 38enne cittadino moldavo che ha ucciso Jack con un colpo di coltello al cuore. Dalla difesa l'avvocata Gabriella Zampieri, che in aula si è battuta per dimostrare si sarebbe trattato di omicidio preterintenzionale, quindi a suo dire non ci sarebbe stata la volontà del moldavo di uccidere, al termine della sentenza, raggiunta al telefono alla domanda sull'ergastolo, risponde così. Si aspettava una sentenza del genere? È sciocco dire di no, nel senso che è talmente banale che è ovvio. Ma se lo chiede la parte civile dirà esattamente il contrario. In aula, alla lettura della sentenza, il fratello di Jack piange, la mamma lo abbraccia. Per loro, come per il papà, disposto un risarcimento. Le provvisionali a favore delle parti civili in 200.000 per ognuno dei genitori del Gobbato e 100.000 per il fratello del Gobbato. Bergamaschi questa mattina, forse saprà, ma ha revocato la Costituzione di parte civile. La Corte con l'ergastolo ha confermato tutte le accuse per il 38enne moldavo: omicidio volontario aggravato, 2 rapine, dopo la fuga aveva infatti aggredito l'altra donna di origine giapponese, e le lesioni nei confronti dell'amico di Jack, Sebastiano Bergamaschi, a sua volta ferito a coltellate. Confermata anche l'aggravante di aver commesso il delitto per coprire un altro reato, la rapina appunto, mentre
caduta solo quella dell'uso del coltello durante le rapine, perché il moldavo non l'aveva tirato fuori. Jack sarebbe orgoglioso, la pena dell'ergastolo è la risposta migliore, così gli amici giunti in massa sul luogo dell'omicidio per tornare ad omaggiare Jack. La tragedia la vediamo da Venezia Today del cuoco di 53 anni Franco Gaudioso, Francesco detto Franco Gaudioso, che ha perso la vita la scorsa notte a Jesolo, urtato dall'auto mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta ed è finito in un canale perdendo la vita. La polizia locale di Jesolo sta ricostruendo questo dramma. A Vicenza invece le ore di tensione al Bosco Ca' Alte ai ferrovieri, con gli attivisti in ottava alla fine sgomberati anche con gli idranti dalla polizia. La giornata di tensione al quartiere Ferrovieri è iniziata presto al mattino. Verso le 5 sono arrivate le prime pattuglie delle forze dell'ordine in via Maganza. Obiettivo: sgomberare il Bosco Ca' Alte nel quartiere Ferrovieri, che diventerà un cantiere. Gli attivisti che occupavano da mesi l'area hanno lavorato fino alla scorsa notte per realizzare barricate e ostacoli a ridosso del cancello d'ingresso. In molti si sono incatenati alle strutture. È stato necessario l'intervento dei reparti mobili di Padova per sollevare di peso chi ha opposto resistenza passiva, per permettere ai pompieri poi di smantellare gli ostacoli. Vale la pena, signora? Vale la pena? Vale la pena, per amore della città. Mi dica lei se non vale la pena salvare questa meraviglia. Ci stiamo parlando di 14.000 metri quadrati di area boscata che ci aiutano a respirare, che abbattono le polveri sottili, che catturano l'anidride carbonica in una città che soffoca. Cioè io sono una cittadina di Vicenza che ha paura per i propri figli, perché qui si respira aria malata e per fare questa opera inutile mi stanno tirando, mi scusi. Comunque, anche se non tocca il bosco, sarà il cemento, le tonnellate di cemento, l'acqua che verrà usata per i mega cantieri che dureranno almeno 10 anni, che ci faranno soffrire, che faranno soffrire l'ambiente, il clima di noi e di voi tutti. L'azione è proseguita con grande determinazione delle forze dell'ordine, impiegando anche gli idranti. Non ci sono state però per il momento reazioni violente allo sgombero. Siamo per le manifestazioni, siamo per una modalità di lotta che presuppone la presa di posizione. La presa di posizione non è violenza da parte nostra e presa di posizione a volte vuol dire alzare la voce e alzare la voce non vuol dire essere violenti. Stasera c'è Cesare Cremonini a Padova, l'attesa dei fans. Biglietti esauriti da un pezzo e lo stadio Euganeo si scopre ancora una volta adatto ai megaconcerti. Solo a giugno altre 3 serate di successo, 2 volte gli Imagine Dragons, 40.000 più 40.000 fans e Zucchero con 25.000 persone tutte sedute. Per Cremonini, come per gli altri concerti, la macchina organizzativa parte al mattino presto, percorsi obbligati, spazi di sicurezza, le prove del suono, ma soprattutto l'attenzione ai fans che arrivano perlomeno da tutta Italia. Brescia. Da Brescia? Siete arrivati con grande anticipo? Per forza. Poi sarà davanti. Qui si sta all'ombra almeno. Sì. Come funziona? Vi hanno dato un numero, giusto? Possiamo guardare. Lei è il numero 8 addirittura, quindi uno dei primi arriverà proprio sotto il palco. Sì. Verona. C'era a Verona. Verona. E siete arrivate prestissimo sapendo che era l'orario buono. Sì, più o meno. Quarto. Numero 10, 11, 12. Quindi sarete sotto al palco di sicuro. Speriamo. Con questa temperatura e quest'ombra qua si sta anche bene. Si sta bene, sì. Sapete a che ora apre? Alle 16:30 aprono i cancelli. È il primo concerto di Cremonini che vedete? Per me sì. Di Cremonini sì. Di Cremonini sì. I più convinti arrivano 12 ore prima, il meccanismo è semplice, ti viene stampato un numero sulla mano, poi ti puoi allontanare dall'ingresso senza perdere l'ordine con cui sei arrivato e che verrà rispettato al momento in cui aprono i cancelli a metà pomeriggio. Brescia. Da Brescia. E siete fans di Cesare Cremonini? Super fan. Quindi non è il primo concerto? No, non è il primo concerto, è da anni che lo seguiamo. Dove è già stata a sentirlo? In questo tour a Bologna. Sì, e poi andrò sabato a Torino. Da oggi cosa vi aspettate? È uno spettacolo come sempre. Si balla poi sul prato? Sì, sì.
Tantissimo. Veniamo da Rovigo. Fans di Cesare Cremonini o per vedere un concerto? No, fan di Cesare Cremonini. Già visto? No, non ancora, primo concerto. E avete il numero? Siete ottimi, direi, numeri ottimi. Abbiamo panini, patatine, acqua. Bene, allora buon concerto. Sole, caldo, affa, lunghe attese, anche questo è il bello dei concerti e non ha età. Adesso il telegiornale di Venezia.